di punto in ospedale un trentenne disabile, caccia il giovane che lo ha picchiato, fatto scendere dagli autisti, la vittima in pronto soccorso. Spaccata nella notte alla farmacia Santa Cristina, Quinto, arrestato dai carabinieri un 32enne residente a Morgano, potrebbe essere responsabile di altri colpi analoghi. 28enne nigeriana appena atterrata dal Belgio all'aeroporto di Treviso, fermata dai carabinieri nei pressi dello scalo. Troppo nervosismo, poi la donna ammette di aver ingerito 120 ovuli di stupefacente. Un centro massaggi finalizzato all'erogazione di prestazioni sessuali a pagamento nel comune di Resana, arrestata a Metres, 48enne residente nel Vicentino. A Venezia, a meno di 24 ore dall'inaugurazione dell'anno giudiziario davanti al ministro Nordio e al sottosegretario Stellari, l'allarme su organici scoperti e arretrati fuori controllo. Incendi e vandalismi, una serie di episodi inquietanti tra San Bugè di Preganziola e Campo Croce di Mogliano nel Mirino, cimiteri e capitelli, e cresce la preoccupazione dei cittadini. Torna a salire la febbre secessionista nei comuni della Marca Orientale, diversi sindaci pronti al referendum per chiedere il cambio di regione, ma da Meduna a Porto Buffolè. Mom presentata la tratta olimpica dall'aeroporto Canova a Cortina, 2 corse giornaliere per promuovere il turismo di Marca, ma rispetto ad altri, vicepresidente Colladona, abbiamo contenuto i prezzi dei biglietti. Bambino fatto scendere dal bus in Cadore, autista sospeso, la procura indaga, rammarico viene espresso dall'azienda di trasporto, la mamma del piccolo auspica che non si ripetano episodi analoghi. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano quanto accaduto questa mattina all'ora di punta, con pugni e calci nel bus 120 in ospedale un trentenne disabile, caccia al giovane fatto scendere a Santa Maria del Rovere. Momenti di paura all'interno del bus 120 Vittorio Veneto Treviso. All'altezza degli istituti scolastici di Lancenigo sono salite diverse persone. Ad un tratto, per motivi ancora da chiarire, fra 2 passeggeri è iniziato un violento litigio. Un trentenne disabile residente a Treviso ed un giovane. Dalle parole ai fatti sembra che il primo ad alzarsi sia stato il trentenne, ma poi la situazione è degenerata. Calci, pugni e spintoni sotto gli occhi impauriti delle persone presenti. Sul bus in quel momento, oltre all'autista, anche un collega della Mom che si è accorto di quanto stava accadendo ed ha cercato di mettersi in mezzo per evitare il peggio. Alla fermata di Santa Maria del Rovere, di fronte alla chiesa, il giovane è stato fatto scendere mentre il trentenne è rimasto lì all'interno. È stato soccorso, è stato protetto dai 2 autisti che hanno fatto sicuramente il loro dovere, perché hanno fatto bene, sono intervenuti in maniera veloce, hanno arrestato il mezzo, hanno chiamato i carabinieri e quindi hanno posto fine a questa aggressione. L'autista ha chiuso le porte ed ha continuato la corsa fino alla stazione delle Corriere, dove ad attendere il bus c'erano carabinieri e un'ambulanza del SUEM 118. Il trentenne è stato soccorso dai sanitari e portato in ospedale a Treviso per essere medicato. Devo ringraziare ovviamente gli autisti che si sono comportati nel modo più corretto e sono veramente fiero di avere persone che fanno un servizio di trasporto pubblico, che hanno a cuore anche ovviamente la salute e l'incolumità delle persone che sono a bordo. I carabinieri, allertati dagli autisti, hanno immediatamente visionato le telecamere del bus per chiarire la dinamica del grave fatto e per identificare il ragazzo che, fatto scendere a Santa Maria del Rovere, si è poi allontanato. Questo è l'ennesimo episodio violento a bordo di un bus. Abbiamo fatto una riunione anche poco tempo fa con il prefetto e col questore, stanno facendo il possibile e l'impossibile. Diciamo che i nostri mezzi adesso quasi la totalità hanno tutte le tecnologie moderne, abbiamo cambiato i mezzi di recente, tra il 2025 e il 2026 cambieremo metà parco mezzi, sono tutti dotati di tutti i sistemi di sicurezza, telecamere interne ed esterne, quindi io direi che sia le forze dell'ordine che anche noi più di così non è che possiamo fare. Spaccata nella notte alla farmacia Santa Cristina di Quinto, arrestato dai carabinieri un 32enne residente a Morgano, potrebbe essere responsabile di altri colpi analoghi.
Ha sfondato con asce e martello una parte della vetrata dell'ingresso della farmacia Santa Cristina, poi ha fatto irruzione rubando dalla cassa 270 euro. Il malvivente è fuggito in sella ad una bicicletta, immediata la segnalazione del furto. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Treviso. Poco distante sulla Nualese, i militari dell'Arma hanno notato un uomo su una 2 ruote con atteggiamento nervoso e reticente. Si tratta di un 32enne residente a Morgano. L'uomo, gravato da precedenti di polizia, è stato fermato. Addosso gli è stato trovato il denaro asportato, occultato all'interno di un sacchetto riconducibile alla stessa farmacia. Il 32enne è stato arrestato in flagranza di reato. Il danno arrecato alla farmacia è attualmente in corso di quantificazione. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno fornito ulteriore riscontro probatorio all'attività investigativa. Sequestrati i soldi e gli arnesi utilizzati per il colpo, il martello e l'ascia. Ultimate le attività di rito, l'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione dei Carabinieri di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del processo per direttissima che si è concluso con la convalida dell'arresto e la misura degli arresti domiciliari. Gli accertamenti dei Carabinieri per accertare se il 32enne sia responsabile di altre spaccate e furti non solo nella zona ma anche a Treviso. Fra l'altro, proprio a 200 metri di distanza dalla farmacia lunedì, sempre nella notte, è stato messo a segno un furto in un bar con le stesse modalità. La preoccupazione degli esercenti. Voi siete venuti qua ed era una zona tranquilla, adesso è un po' disastro, una settimana è già successo 2 volte, abbiamo tanto paura, diciamo. Noi abbiamo l'allarme, abbiamo videosorveglianza, abbiamo tutto quasi, ma chissà cosa succede. Fra l'altro in zona ci sono stati degli sbalzi di corrente che hanno creato ancor più allarmismo. Era comparso sul telefono che l'allarme era stato disattivato e riattivato. quindi qualsiasi cosa mette preoccupazione. Sì. Infatti noi veniamo siamo... subito. Aveva ingoiato ben 121 ovuli contenenti droga. La 28enne nigeriana arrestata dai carabinieri del nucleo investigativo e della stazione di Treviso durante una serie di controlli nei dintorni dell'aeroporto Canova. La donna è stata fermata in via Nualese poco dopo essere atterrata con un volo proveniente da Bruxelles. Il suo atteggiamento particolarmente nervoso ha destato sospetti, per questo è stata accompagnata in caserma. Qui ha dichiarato spontaneamente di aver ingerito gli ovuli contenenti eroina e cocaina, quasi 1,2 kg. Gli accertamenti sanitari e diagnostici effettuati al Caffoncello hanno confermato il tutto con le operazioni di controllo eseguite sotto stretto controllo medico. La donna è stata arrestata e portata al carcere di Venezia. Un centro massaggi finalizzato all'erogazione di prestazioni sessuali a pagamento nel comune di Resana, arrestata maîtresse 48enne residente nel Vicentino. Aveva aperto un centro massaggi non certo quelli estetici, ma dedito esclusivamente a prestazioni sessuali a pagamento. I carabinieri da tempo stavano controllando la sede dell'attività situata nel territorio comunale di Resana. In manette è finita una cittadina cinese 48enne, residente in provincia di Vicenza, incensurata. La donna sarebbe ritenuta responsabile di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Secondo quanto accertato dagli investigatori, all'interno della struttura veniva svolta un'attività organizzata di prostituzione posta in essere da una giovane donna di nazionalità cinese sotto la direzione e la supervisione della responsabile del centro. L'attività illecita veniva inoltre pubblicizzata su siti internet mediante inserzioni presenti su siti web di nicchia nelle quali venivano indicati numeri di telefono dedicati per il contatto con la clientela. Tali utenze sono state successivamente rinvenute nella materiale disponibilità della donna arrestata, confermando il suo ruolo centrale nella gestione dell'attività. Non solo, ma sarebbe sempre lei che curava direttamente la riscossione dei compensi derivanti dalle prestazioni sessuali. L'immobile è stato posto sotto sequestro. La donna, ultimate le attività di rito, è stata rimessa in libertà in attesa della convalida dell'arresto da parte dell'autorità giudiziaria trevigiana. Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto questa mattina per un incidente stradale intorno alle 8:50 in via Sansovino, coinvolto il conducente di un furgone uscito autonomamente di strada. I vigili del fuoco intervenuti hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente finito contro la recinzione di un'abitazione. L'uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del SUEM 118, sul luogo anche la Polizia Locale di Vittorio Veneto per la gestione del traffico e i rilievi del caso.
A Venezia, a meno di 24 ore dall'inaugurazione dell'anno giudiziario davanti al ministro Nordio e al sottosegretario Ostellari, l'allarme su organici scoperti e arretrati fuori controllo. La situazione è peggiorata per quanto concerne il personale amministrativo ed effettivamente è in ulteriore peggioramento. Il personale amministrativo è indispensabile perché altrimenti i giudici non possono lavorare. La giustizia è al limite. All'inaugurazione dell'anno giudiziario la presenza del ministro Carlo Nordio e del sottosegretario Andrea Ostellari arriva da Venezia un appello diretto al governo. Senza interventi rapidi, avvertono i vertici giudiziari, il sistema non regge più. E adesso ci sono concorsi per assistenti giudiziario che dovrebbero entrare in servizio su tutto il territorio nazionale, 2600 assistenti giudiziari e anche circa 300-400 funzionari UNEP. Non sappiamo quanti saranno destinati al nostro distretto. Per gli AOPP speriamo che vengano mantenuti almeno parte degli AOPP di cui disponiamo, che vengano stabilizzati, perché questo sarebbe importante, perché conoscono già gli uffici, conoscono il territorio. Nei tribunali e nelle procure del distretto le scoperture di magistrati e personale superano il 20%, mentre gli arretrati crescono sia nel penale che nel civile. I tempi dei processi si allungano e il rischio paralisi è concreto. Il grido d'allarme non a caso da Venezia, maglia nera, anzi nerissima, proprio per quanto attiene al tempo di durata dei processi. Al Tribunale di Venezia addirittura del 240%. È aumentato, sì. Segue, ma molto sotto, il capoluogo iberico. A Vicenza è aumentato del 4%, mentre Padova lo ha ridotto del 7%, Treviso del 16%. Obiettivo raggiunto invece negli altri capoluoghi provinciali. Questo è stato raggiunto in Corte d'Appello dai tribunali di Belluno, Rovigo e Verona. E sulla giustizia al voto, con anche i veneti chiamati a decidere con il referendum del 22 e 23 marzo, il presidente della Corte d'Appello di Venezia si esprime così. Che a mio parere è una riforma della magistratura, non della giustizia. Il problema, a mio parere, la criticità non riguarda tanto la separazione delle carriere tra magistratura requirente e magistratura giudicante, perché effettivamente i dati a disposizione dimostrano che i passaggi dall'una all'altra carriera sono assolutamente in diminuzione. Dopo la scuola nel bosco di Monfumo, un nuovo asilo senza le necessarie autorizzazioni è stato scoperto e costretto a interrompere la propria attività. Si tratta di una struttura a Caonada di Montebelluna. La scuola è stata chiusa a seguito di un'ispezione dei carabinieri del nucleo NAS. Al momento del blitz erano presenti alcune educatrici e 12 bimbi, tutti da 0 a 3 anni di età, che sono stati rimandati a casa. A mancare sia le autorizzazioni regionali che la licenza per poter somministrare pranzi preparati appositamente da una cooperativa. I controlli da parte di ULSS 2 carabinieri del nucleo NAS proseguiranno in tutta la Marca. Torna a salire la febbre secessionista nei comuni della Marca orientale. Diversi i sindaci dell'area che sembrano pronti al referendum per chiedere il cambio di regione. Io non ho nessun rimorso di quello che ho fatto, lo rifarei, perché ho detto il cuore rimane veneto, però il portafoglio diventa friulano, quindi è un valore importante per i miei cittadini che vedono le differenze. E come si dice, mai dire mai nella vita, quindi non è detto che qualcosa non nasca. Qualcosa si muove sul fronte orientale, oggi come 20 anni fa, quando la prima ondata referendaria sferzò i comuni sul confine. Il sogno proibito resta il Friuli Venezia Giulia, o meglio la sua autonomia con conseguenti agevolazioni. Bonus caldaie, bonus per i cancelli elettrici, bonus per il fotovoltaico, ne fanno di ogni dove, ripeto, a confine con noi di là dell'acqua. L'acqua da queste parti è Livenza, fiume che non fa certo distinzioni tra regioni ordinarie e a statuto speciale, eppure dalla disponibilità di case a prezzi agevolati soprattutto per giovani e famiglie al trattamento dei dipendenti comunali le differenze sono sempre più evidenti. Noi in questi anni abbiamo avuto abbastanza un turnover e la problematica è che fai il concorso, gli prepari i dipendenti e purtroppo avendo il Friuli qua attaccato
hanno delle agevolazioni che prendono dai 150 ai 200 euro in più al mese per lavorare in un altro comune a 3 chilometri da qua. E mi è toccato una persona, una brava ragazza proprio medunese, ragioniera, che alla fine ha scelto di andare in un comune qua del Friuli vicino, perché mi ha detto: sindaco, guadagno quasi 300 euro in più. E quindi là mi è scoppiato un po' l'embolo della rabbia, ho detto: ma caspita, e allora è sempre la solita rogna. I contatti fra i sindaci dell'area si sono intensificati, nessuno lo nasconde. A Porto Buffolè lo stesso sindaco, dalla suggestiva piazza del Borgo, lancia un messaggio al cospetto della storica Porta Friuli. La varchiamo ogni giorno, ma io, come dicevo prima, non voglio essere ripetitivo. Speriamo che Calderoli e tutto il governo ci dia questa autonomia che aspettiamo dal 2017. E ripeto ancora, l'identità non la voglio perdere, certo che non posso neanche e non possiamo più aspettare. Insomma, una sorta di ultimatum. Se niente si muove sul fronte dell'autonomia differenziata, nella Marca orientale c'è chi è pronto a rompere le righe. A stare buono e tranquillo si rischia sempre di subire. Ecco, come dico, la coperta è corta, ma i piedi li abbiamo sempre fuori noi. Presentazione oggi nel cuore di Treviso della tratta olimpica dall'aeroporto Canova a Cortina, 2 corse giornaliere per promuovere il turismo di Marca. È partito simbolicamente da Piazza dei Signori il primo bus per le Olimpiadi. Dal 4 al 22 febbraio Treviso sarà collegata con Cortina con 2 corse giornaliere che partiranno realmente dall'aeroporto Canova, confermate in stazione dei treni, Conegliano, Vittorio Veneto, Calalzo, fino al capolinea nella perla della Conca Pezzana. Un servizio che sicuramente interesserà i trevigiani appassionati di sport invernali, ma soprattutto tanti turisti che hanno scelto la Marca come base per una vacanza olimpica. Un servizio secondo noi molto utile per sfruttare al meglio quella che è una grande opportunità sportiva, turistica come le Olimpiadi. Ricordo che l'aeroporto di Treviso è l'aeroporto più vicino a Cortina e quindi di fatto siamo alla porta delle Olimpiadi. Un'iniziativa di mobilità di Marca in collaborazione, oltre che il Comune di Treviso, con Fondazione Marca Treviso, nata per promuovere il territorio trevigiano. Sotto il profilo della promozione del nostro territorio, questo da 1 a 10 quanto vale? Questo vale 11, non vale 10, per fare da servizio al turista già presente e a coloro i quali arriveranno e per raccontare che è una provincia organizzata e di conseguenza anche una provincia attrattiva. Ma in termini di numeri avete già qualche riscontro? Allora, in termini di numeri in questo momento no, ma le stime sono veramente ottime, soprattutto il last minute che di weekend in weekend sta sempre più riempiendo le strutture ricettive in destinazione. Perché MOM ha deciso di fare questa linea? Beh, insomma, siamo alla vigilia di un evento storico unico che non si ripeterà più per il territorio. Per arrivare a Cortina ci sono delle limitazioni al traffico normale, privato, e quindi il trasporto pubblico credo che sia l'occasione proprio per far vedere che la mobilità pubblica serve. Con un biglietto di andata e ritorno a un prezzo basso, che è 25 euro, si possono prenotare anche subito dal nostro sito e quindi abbiamo pensato che questa fosse la soluzione migliore. Biglietto calmierato grazie anche a dei sostenitori dell'iniziativa. Abbiamo anche di sponsor, ovviamente, dei partner. La Fondazione Marca Treviso e la Banca Prealpi sono 2 partner che ci hanno aiutato anche economicamente, quindi noi crediamo che con gli incassi dei biglietti e con gli incassi dei partner di arrivare a fare un pareggio. Un servizio in collaborazione con Dolomiti Bus, alla quale MOM presta uomini e mezzi. Dolomiti Bus in questi giorni bersagliata dalle polemiche per il bambino di 11 anni lasciato nella neve a Vodo di Cadore. Sono 20 gli autisti impiegati nell'area bellunese, 12 sono gli autobus e 5 sono gli steward. Quello che è successo è inspiegabile, io credo che bisogna usare il buon senso, uno se non ha il biglietto bisogna comunque portarlo a casa. Qua non deve capitare più. E a margine della presentazione, il sindaco Conte ha commentato il cantiere infinito della stazione ferroviaria, lavori che quasi ogni giorno va a visitare per capire quando termineranno, e a quanto pare difficilmente sarà mantenuta la promessa di chiudere tutto prima dell'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina.
I cantieri sono sempre un momento di disagio. Il cantiere della stazione è diventato un grosso disagio, insomma ormai ne stiamo parlando e riparlando. Sono andato anche questa mattina a fare un sopralluogo, stanno correndo come matti per completare le opere. Nel frattempo non mi resta che scusarmi per i disagi. Sapete, lo ripeto sempre, che non è un cantiere che dipende direttamente dall'amministrazione comunale, noi lo stiamo subendo tanto quanto i cittadini. È altrettanto vero che io la faccia ce la metto sempre, sono incazzato per come è stato gestito il cantiere, manca poco, ormai stringiamo i denti e arriviamo alla fine. Alla fine del cantiere faremo i conti con RFI. Una serie di episodi inquietanti tra San Bugè di Preganziole e Campo Croce di Mogliano, nel mirino cimiteri e cappitelli, e cresce la preoccupazione dei cittadini. Io sono entrata tranquilla perché di solito faccio a quest'ora, insomma, vengo a fare una visita a mio marito e insomma butto l'occhio e vedo sto tizio nudo. Entra in cimitero per portare i fiori sulla tomba del marito e si trova a tu per tu con un uomo completamente nudo. Un incontro scioccante per questa signora. L'episodio al Camposanto di San Bugè. Me la sono trovata nuda dall'altra parte, dalla parte nuova del cimitero. Io entravo dalla parte vecchia. Un'area appartata, buia, che si presta nella zona retrostante anche ad incontri clandestini, ma non solo. Qualche volta mi è capitato che hanno portato via i fiori a mio marito. E poi non ultimo, in ordine di tempo, 2 giorni fa, intorno alle 21, un incendio a ridosso del muro perimetrale del cimitero. Ad accorgersene Martina Mimo, uscita per una passeggiata, al ritorno circa 45 minuti dopo vede le fiamme. Mi sono ritrovata davanti appunto la scena di quello che effettivamente potrebbe sembrare a tutti gli effetti qualche rito. Martina chiede aiuto ad un signore di passaggio, insieme tentano di spegnerlo prima che possa propagarsi, ma l'impresa risulta tutt'altro che facile. Sono stati fatti diversi tentativi con la scarpa, cercando di pestarlo e anche cercando di buttarci sopra terra, sabbia. Una bravata, un atto di vandalismo o un particolare rito a bruciare alcuni fiori ora riposizionati sullo stesso punto e un foglio, un fatto inquietante visto il luogo dove è accaduto. All'ingresso di un cimitero dà da pensare. E una decina di giorni fa, poco più di 1 chilometro di distanza, a Campo Croce di Mogliano, nel mirino alcuni capitelli, i sassi lanciati contro i vetri. Le madonnine all'interno sono state rotte e gettate nei fossi, proprio come diciamo un segno di ribellione alla cultura, insomma alla fede. Luoghi di preghiera, prese di mira, episodi ravvicinati che preoccupano, e dai cittadini la richiesta di telecamere a presidiare le zone più a rischio. Che mettano una telecamera, perché non si sa mai. So che sono state fatte delle domande anche al sindaco di Mogliano per installare appunto dei dispositivi di controllo, anche delle fototrappole. Rassicurazioni in tal senso dalla sindaca di Preganziole Stocco, che ringrazia chi ha spento l'incendio e si dice poi pronta a concordare ulteriori misure con il sindaco di Mogliano. Ci impegniamo con la polizia locale, che è già coinvolta sul punto, ad implementare anche con tecnologie e con strumentazioni mobili il controllo, la videosorveglianza di quell'area, ma soprattutto voglio ancora richiamare l'attenzione della cittadinanza, dei concittadini, a segnalare subito, tempestivamente, a me, alla polizia locale e ai carabinieri, le situazioni che possono essere oggetto di controllo. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Festa nei giorni scorsi al Centro Atlantis di Resana, struttura dell'ULSS 2 per disabili gravi e gravissimi, che vede collaborare azienda sanitaria, comuni e famiglie degli ospiti. ULSS 2, comuni della Castellana, del Montebellunese e dell'Asolano, e soprattutto loro, le famiglie. Tutti insieme sono anima e motore del Centro Atlantis di Salvarosa, struttura per disabili gravi e gravissimi che fa dei suoi legami e della sua apertura al territorio il principale punto di forza. Esempio pratico, il momento di festa insieme organizzato nei giorni scorsi per coinvolgere familiari, amici e ospiti. Ci sono 130 ragazzi che la frequentano, di cui 23 in RSA e gli altri 100, 105 o 107 in base alle esigenze frequentano il centro Atlantis nel diurno. Veri e propri angeli custodi, dice Brunato, gli operatori che lavorano con i ragazzi che qui, malgrado le comprensibili difficoltà di ogni giorno, guardano al loro presente e al loro futuro con più serenità. Un fiore all'occhiello, direi, della Castellana in genere, perché tante famiglie trovano il sollievo qua, hanno una struttura veramente
che funziona, e poi c'è questo grande rapporto con il gruppo dei familiari che, come in questa occasione, organizzano delle feste, organizzano dei momenti di inclusione per far sì che i loro figli, i loro parenti possano trovare una giornata di sollievo. L'associazione dei familiari è costantemente presente, vedi il recupero della piscina riabilitativa. Abbiamo ristrutturato questa piscina per far sì che in modo ci sia una fisioterapia in acqua indispensabile per i nostri ragazzi, perché ci siamo accorti che nel periodo del Covid, in quel periodo che era rimasta chiusa, i nostri ragazzi purtroppo camminavano meno, si muovevano meno, era una cosa che era assolutamente necessaria per i nostri figli. Quindi noi abbiamo cercato dei fondi e ci siamo impegnati, noi come associazione siamo riusciti a ristrutturarla e da quest'anno è ripartita. È la sinergia col territorio, dice Brunato, che fa di Atlantis la struttura di qualità che è oggi. Riusciamo a dare una dignità ai nostri ragazzi, ecco, questa è la cosa più importante, perché la dignità ai nostri ragazzi deve essere di sopra di tutto. Ed ora, come ogni venerdì, le previsioni meteo con il generale Giancarlo Iannicelli per il fine settimana. Fine settimana, diciamo subito, non brutta, con ampie schiarite. Questo grazie alla fusione di due alte pressioni, vedete dalla carta del tempo, alte pressioni che trovano il centro, una addirittura ad est della penisola scandinava e l'altra sul nord Atlantico. Ecco, la fusione di queste due configurazioni impediranno il passaggio di sistemi perturbati e garantiranno a curo per domani inizialmente una nuvolosità irregolare, stratificata, con nessun fenomeno, per domenica e con ampie schiarite, e così per domenica, diciamo anche per lunedì. Però da martedì questa fusione si romperà, ognuno si ritirerà, diciamo, nei propri posti, una verso est e l'altra verso ovest, e quindi lascerà spazio a quel sistema perturbato che ancora vedete sulla carta del tempo. Questa è prevista per il 1° febbraio, che già è penetrata sul Mediterraneo, ci investirà e provocherà piogge diffuse. In pochi giorni cadrà, come previsione, tanta pioggia quanto normalmente ne cade in tutto il mese di febbraio. I venti saranno variabili, inizialmente deboli, poi con rinforzi anche intensi per domenica. Temperature al di sopra della media, viene disatteso quest'anno diciamo la consuetudine che vuole questi giorni più freddi dell'anno. Infatti le minime saranno addirittura 4-5 gradi per sabato, poi scendono intorno a 1-2 gradi per domenica, ma sempre sopra lo zero. Le massime intorno a 8-10 gradi. L'alto Adriatico mosso, localmente tende anche molto mosso. È tutto. Apriamo ora la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Autista sospeso, bambino rasserenato, ma quanto accaduto non deve mai più succedere a nessuno. Così la mamma del piccolo lasciato a piedi dal bus di linea per questioni di biglietto, con il presidente del Veneto Stefani che dice bene l'inchiesta della procura. Continua dirompente l'eco mediatico in relazione all'episodio del bambino lasciato a piedi. Dolomiti Bus ha espresso sollievo avendo appreso che per lui non ci sono state serie conseguenze e che sta bene, precisando che la corsa in questione era stata effettuata a seguito di regolare autorizzazione dall'azienda La Linea SPA, che a sua volta esprime profondo rammarico per quanto accaduto e che ha avviato degli approfondimenti, mentre il conducente interessato, suo dipendente, è stato prudenzialmente sospeso dal servizio. La mamma riporta le cose ad un clima di ritrovata serenità. Adesso Riccardo per fortuna sta molto meglio, ha patito molto freddo e quindi per il giorno successivo all'evento è stato a casa a letto, bello al caldo, e adesso si è ripreso. Ha trovato giovamento in tutto questo sostegno sia dalla parte dei suoi amici ma sia dalla parte dei media, e devo dire che questa cosa l'ha rincuorato, risollevato, si è sentito capito e non si è sentito solo soprattutto. Quindi direi che la conclusione a lieto fine, e spero che questa esperienza serva perché non succeda mai più a nessun altro bambino. Molte le reazioni. L'assessore regionale trasporti e mobilità Diego Ruzza ha dichiarato che al di là delle rispettive responsabilità sulle quali sarà fatta luce dalle indagini, si tratta prima di tutto di una questione di buonsenso e sensibilità
il comportamento più corretto e sicuro sarebbe stato quello di accompagnare il bambino a destinazione e solo successivamente richiedere alla famiglia la regolarizzazione del titolo di viaggio. Trovo che dovremmo usare un po' di buon senso e anche un po' di consapevolezza. Un bambino sempre non si lascia da solo, mai. La rete degli studenti medi di Belluno, infine, definisce inaccettabile quanto accaduto, non solo perché uno studente di soli 11 anni ha dovuto camminare per quasi 6 chilometri sotto la neve, arrivando a casa con un principio di ipotermia, ma soprattutto perché non era sprovvisto di biglietto, visto che aveva con sé il carnet di biglietti da 2,50 €. CGIL Belluno, SPI CGIL Belluno e FILT CGIL Belluno sottolineano che dover anticipare una somma di 10 € per ogni giorno di spostamento per poi chiedere il rimborso sia fuori dalla logica stessa di un trasporto pubblico. Precisazione resasi necessaria in relazione alle lamentele relative all'obbligo di pagare 10 € per qualsiasi tratta da Calalzo a Cortina. La linea 30, viene ribadito, a prescindere dall'evento olimpico, è una tratta di servizio pubblico locale con un regolamento specifico per quanto riguarda le tariffe del trasporto. Edicole, presidio in montagna per i servizi. Il sindacato degli edicolanti di Confcommercio Snag con la DISPE, società di distribuzione dei prodotti editoriali, lanciano una iniziativa per contrastare la crisi. Si chiama Edicola Express ed è un marchio e un progetto sostenibile e concorrenziale che porta nei paesi un servizio utile, necessario e intelligente. La spedizione dei pacchi direttamente dalle edicole sfruttando la rete logistica della distribuzione dei prodotti editoriali. Abbiamo pensato di portare avanti un progetto che sfrutti le strutture già esistenti sostanzialmente, quindi il trasporto, la logistica e chiaramente poi l'appoggio sui rivenditori che sono fondamentali per dare un nuovo strumento che aiuti le edicole con la possibilità di portare nuove persone, nuovi clienti all'interno, sfruttare una struttura già esistente e dare sostanzialmente un servizio nuovo alla popolazione. Garantiti tempi di consegna super veloci entro le 48 ore per pacchi del peso inferiore ai 25 kg di dimensioni massime 80x80. 3 le tariffe differenziate a seconda del peso, sistema di tracciamento sia per il mittente che per il destinatario. Al momento al nuovo servizio hanno aderito una quindicina di edicole su quasi 100 attive in provincia che si dibattono in un clima di crisi diffusa visto il contesto attuale che vede il drastico calo della diffusione della stampa cartacea, la disaffezione dei giovani alla lettura, internet e tutto sommato anche la scarsa attrattività dei prodotti editoriali. Dei cali significativi nelle vendite è anche un motivo per cui si cerca anche di trovare altre soluzioni che possano supportare il mantenimento di queste attività di vicinato che sono importanti all'interno di tutto quello che è le nostre comunità, soprattutto in montagna. Già, perché le edicole sono un servizio importante per il territorio, afferma il presidente di Confcommercio Belluno Dolomiti Paolo Doglioni, che ha già portato il progetto all'attenzione di Confcommercio Nazionale con l'obiettivo di farne un'iniziativa pilota in Italia. C'è a livello nazionale anche una desertificazione proprio a livello comuni che non hanno più un'edicola nel proprio territorio. Qui c'è questa situazione in provincia di Belluno? Sta iniziando a manifestarsi, ci sono già diversi comuni che sono senza edicola. Esposta in fiera a Longarone una mostra che racconta in maniera emozionante decenni di storia dello sci, intitolata Sci e di Gloria. La mostra, curata dal Circolo Culturale Stampa Bellunese, cerca ora una sua collocazione permanente. Sci e di Gloria, una mostra che ha un percorso tra emozione e ricordi, che vede uno dopo l'altro allineati sci che hanno siglato momenti indimenticabili, da quelli di Zeno Colò a quelli di Sofia Goggia, da Deborah Compagnoni a Ingmar Stenmark, da Gustav Teni ad Alberto Tomba, senza dimenticare il Bob di Eugenio Monti. Intanto molto bella da vedere questa mostra, la consiglio perché si ha proprio la percezione di quanta storia vi sia in questo grande spazio che è lo sport, che parte da una dimensione di vita quotidiana e arriva fino al nostro contemporaneo e al futuro, e parla di società che cambia, ma parla di sicurezza, parla di investimenti industriali, di un grande rapporto con il mondo della ricerca, che poi è la forza del nostro sport system. Sì, perché a fianco dei 400 sci scelti tra i 4.000 raccolti e poi donati da quell'inimitabile collezionista che fu Tonino Zampieri, c'è anche l'innovazione.
quella che lega il mondo universitario al mondo dello sport. La storia dello sci è stata oggetto di una continua serie di innovazioni che incrementalmente hanno portato gli sci del 1800 ad essere quelle macchine da gara che sono adesso, sia nella direzione della prestazione che nella direzione della sicurezza. Infine le novità, dalle tute agli sci, agli attacchi, ai caschi, ai materiali che si studiano in stretta connessione tra università e imprese e di cui a Longarone si vedono esempi di assoluto rilievo. Tutto in una mostra che si può solo sperare trovi una sua collocazione stabile e definitiva, magari proprio a Cortina, a fianco di quella pista intitolata a chi, con il suo bob, vinse ori mondiali ed olimpici. Direi che è il Pantheon della memoria, dello sport system e dei nostri campioni che hanno celebrato le loro vittorie, le loro fatiche, le loro sconfitte, ma anche hanno alzato al cielo la loro della vittoria. E adesso il programma del Carnevale di Feltre. Si prepara il Carnevale di Feltre, una festa per tutti, fatta di momenti diversi, adatti a tutte le età, ma pensati soprattutto per i più piccoli. In centro ci saranno tutte le animazioni, coloro i quali truccheranno i bambini, quindi una giornata così delle famiglie, ma soprattutto una giornata di gioia per tutti. Poi dal punto di vista culturale noi abbiamo pensato di abbinare questo carnevale alle visite, per la prima volta alle visite teatralizzate, e poi al Museo Rizzarda, dove abbiamo anche adesso la mostra di Vico Calabrò. Ci saranno delle visite con i bambini, un percorso guidato proprio per dar modo a loro di conoscere e avviarsi al mondo della cultura. Certo, ci saranno anche coriandoli e stelle filanti, mascherine e costumi, ma l'idea di abbinare il divertimento alla cultura non può che essere un bene per gli uomini e le donne di domani. Ora vi lascio la nostra programmazione, grazie per essere stati con noi e naturalmente buona serata su Antena 3.